Benvenuti, bentrovati, 11 marzo, lunedì, e allora ci siamo lasciati venerdì ricordandovi molti appuntamenti del weekend che vi avremmo raccontato e siamo qui puntuali come ogni giorno 19:40 sul Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24 l'emittente del Nord Italia che potete vedere e scoprire anche in Emilia Romagna e nelle Marche. La nostra produzione invece viene realizzata da www.venetoglobe.com con la propria radio web TV e naturalmente tutti i nostri servizi e prodotti sono in modalità on demand su venetoglobe.com. E allora partiamo veloci come il motomondiale, perché il motomondiale in Qatar ha visto correre il primo Gran Premio dell'anno. Ha vinto Dovizioso e porta in trionfo la sua Ducati. Valentino Rossi quinto davanti a Vinales settimo. È la settimana della Juventus e del match verità per i torinesi nella Champions. Allo Juventus Stadium arriva il Cholo e il suo Atletico Madrid che cercherà di bloccare la Juventus grazie al risultato dell'andata. Potremmo concludere dicendo che per la Juve serve la remontada. In Serie A, Juventus che ha giocato in anticipo chiaramente battuto l'Udinese per 4-1, il Chievo ha ceduto al Milan per 2-1, il solito Piontek ha dato il gol vittoria, l'Inter ha ribadito che c'è e ha vinto 2-0 contro lo Spal in attesa poi di giocarsi la partita più dell'anno perché le due milanesi si affronteranno nel derby. Sassuolo-Napoli è terminata 1-1, Fiorentina-Lazio pure 1-1, mentre stasera tocca alla Roma del nuovo corso di Claudio Ranieri, giocherà contro l'Empoli. Andiamo in Serie B con Cittadella che stupisce ancora, Cittadella che afferma di essere in grado di fare qualsiasi risultato con qualsiasi squadra e di puntare decisamente adesso alla Serie A. Vince 4-1 contro il Pescara. Perugia che perde in casa dal sorprendente Verona di Grosso che si rifà, vince 2-1. Lo Spezia cede al Padova e il Padova vincendo 2-0 lascia l'ultimo posto in classifica. Stasera tocca alla Venezia, anche qui c'è un nuovo in panchina ed è Serse Cosmi che affronta il Palermo alle ore 21 al Penzo. Andiamo in Serie C, c'era il derby friulano tra Pordenone e Triestina, si giocava al Nereo Rocco di Trieste, vittoria dei pordenonesi, vittoria dei Ramarri per 2-1. Sembra fatta per la Serie B per quanto riguarda il presidente Lovisa che ha sempre detto voglio la Serie B, il tecnico invece Tesser getta acqua sul fuoco. San Benedettese Vicenza 1-4, quindi Lanerossi torna alla vittoria. Virtus Verona batte Feralpi Salò 2-1. Vi ricordo Pordenone a 57 punti, Triestina a 47. La Serie D ieri ha avuto un turno di riposo, non si è giocato, si ritorna in campo il prossimo 17 marzo. Vi ricordo per l'unica trevigiana che seguiamo, cioè il Montebelluna, che dovrebbe ritornare sul mercato e sarà un mercato, quello degli svincolati, l'unico aperto per il momento e deve ricorrerci perché ci sono stati numerosi infortuni in difesa, soprattutto subiti in questi ultimi periodi, in queste ultime settimane. Si è giocato regolarmente invece nei campionati che noi seguiamo più da vicino. L'Eccellenza, per esempio, nel girone B abbiamo avuto questi risultati. Sabato Vittorio Veneto batte Treviso 4-0, un Treviso sempre più affossato e sempre più ultimo in classifica. Union QDP Lia Piave con lo squalificato Mauro Tossani in tribuna, 1-1 il risultato, partita difficilissimo per il Lia Piave. Mestre batte Nervesa 3-2, Istrana batte San Giorgio Sedico, identico risultato 3-2, Giorgione che perde in casa da Real Martellago per 1-0, vittoria esterna anche del Porto Mansuè a Moto di Livenza contro la Liventina per 3-1, l'Union Pro anch'essa si ferma in casa ma c'era la capolista luparense che vince 3-1, Eclisse Careni Tombolo finisce 1-0 a sorpresa, sorpresissima, gli ultimi o meglio i penultimi della classe, il Tombolo vincono per 1-0, andiamo a sentire un obiettivo realistico tecnico dei trevigiani, ovvero Stefano Della Bella. Al presidente del Tombolo ho detto che insomma, hanno fatto una onesta partita perché hanno portato via questi 3 punti, ma portato via è brutto da dire perché
Dopo 54 minuti c'è stato il primo tiro dell'Eclisse. Qualcosa non ha funzionato quest'oggi nella maniera migliore. Sì, siamo stati un po' confusionari e forse non siamo riusciti a tenere su palla e purtroppo 2 o 3 volte siamo andati a fare confusione davanti. Quelle poche volte che siamo riusciti a tenerla non siamo andati negli spazi per cercare di andare a fargli male. Siete stati anche sfortunati perché il colpo di testa di Janko finito sulla traversa, però c'è da dire che loro hanno rischiato anche il raddoppio. No, davanti secondo me sono una buonissima squadra con elementi ottimi anche sotto l'aspetto fisico, tecnica ne hanno e quando abbiamo sbagliato sul gol abbiamo perso una palla là e ci siamo fatti infilare. Dopo era difficile perché prendevamo spesso contropiede e loro non avevano gamba, avevano fisicità, sulle palle alte arrivavano, riuscivano a spizzarla, andare dentro, dunque non era facile. Abbiamo fatto qualcosa di meglio, forse quell'occasione, peccato per quelle poche occasioni, 2 occasioni secondo me, quella di Alex e quella di Jürgen per cercare di fare il pareggio. 15 giorni fa mi avevi detto questo risultato, quello con l'Ia Piave ci compromette questi playoff, oggi diciamo che forse li salutiamo definitivamente. Peccato perché il San Giorgio tra l'altro ha perduto e quindi ci potevate essere ancora. Ma per il discorso dei punti eravamo fuori già prima. Dobbiamo trovare un po' più di entusiasmo, siamo preoccupati, non siamo tante volte pronti a sacrificarci e allora questo non funziona. Dopo qualcosa di confusionario, qualche volta andiamo a far confusione da soli certe volte. Questo Stefano Della Bella, allenatore della formazione dell'Eclisse Careni Pievigina, che si ferma quindi a 39 punti, saluta definitivamente i playoff. Luparense 62 punti, Lia Piave 54, match clou che si giocherà domenica 17 al Comunale Giol di San Polo di Piave, mentre l'Eclisse anticiperà sabato la sua gara di campionato. Per quanto riguarda la promozione la guarderemo e la scruteremo domani. Passiamo ad un altro sport, passiamo alla basket con la TVB Basket De Longhi che al Palaverde ieri alle 12 ora di pranzo ha festeggiato con un sold out, oltre 5.000 persone, la Coppa Italia e poi ha vinto bene contro Montegranaro per 73-67, guadagnando così il secondo posto in classifica. Andiamo a sentire Max Menetti in sala stampa. Sì, credo una bella partita per quanto riguarda proprio la tensione emotiva, per quanto riguarda anche la concentrazione in campo di tutte le squadre. Credo che meritatamente erano in squadra la seconda e la terza del campionato. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto 2 quarti dove un po' a fatica siamo rimasti dentro il nostro canovaccio difensivo. Il fatto di aver trovato con poca continuità il canestro ci ha portato a essere un po' preoccupati all'intervallo, tant'è che poi abbiamo iniziato il terzo quarto non bene proprio sotto l'aspetto difensivo, trovando subito 2 o 3 canestri facili, e dopo invece dal meno 7 in poi la squadra è stata veramente sul pezzo, ha giocato con grande intensità. Devo dire la verità che da domenica a domenica noi abbiamo giocato 2 partite di grande concentrazione entrambe, ma soprattutto credo che dobbiamo raccogliere la consapevolezza di come si giocano determinate partite. Quindi abbiamo una grande opportunità: o continuare così in questa maniera per tutto il campionato e quindi fare in modo che queste 2 partite importanti diventino il nostro punto di inizio, o se no non abbiamo possibilità. Quindi diciamo che dobbiamo tenere ancora bene la testa piegata sul manubrio già a partire da domenica prossima, perché avremo una trasferta veramente molto insidiosa e dove non c'è altra maniera nel quale giocare, quindi giocare con grande concentrazione, con grande attenzione difensiva, cercando di carpire durante la partita quali sono così i pertugi nel quale infilarsi, soprattutto con le squadre ben organizzate difensivamente come è successo oggi, e poi avere grande lucidità nei momenti finali, cose che abbiamo avuto solo un paio di episodi proprio nel finale, però purtroppo sono quelli che succedono sempre nel momento in cui una squadra è sotto di tanto e deve cercare di recuperare brevemente.
Continuiamo a parlare di basket, le squadre che seguiamo. Ponzano femminile in Serie A2 torna in casa al Palacicogna contro il Bolzano e vince per 62-49. Prossimo turno in trasferta per Ciabattoni e compagne contro l'Albino, terzultimo della classifica. La Rucher invece nel campionato di Serie B maschile in casa contro la Juvi Cremona inciampa ancora una volta, perde di un punto, 66-65 e resta a 26 punti in classifica, in trasferta alla prossima gara contro l'Olginate. Parliamo di volley adesso e parliamo di volley femminile. È la settimana, oltre in apertura ho detto che è la settimana della Juventus, ma è anche la settimana dell'Imoco Volley Conegliano, perché affronta mercoledì, dopodomani in Champions, le turche dell'Etzerbasi, quindi settimana importantissima. Imoco Volley Conegliano al Palaverde intanto contro il Bisonte Firenze, ha vinto al tie break 3-2, ma si porta decisamente in testa la classifica e sembra fatta per la regular season, diciamo così, viste anche le sconfitte di Scandicci e soprattutto di Novara. Sentiamo Daniele Santarelli a fine match in sala stampa, che tra l'altro invita il pubblico ed è la prima volta che lo fa proprio così, capisce che c'è la necessità di avere un sold out per il match di Champions e allora sentiamolo per l'Imoco. Conosciamo tutti molto bene Firenze, sappiamo che è una squadra forte, secondo me la classifica è un po' menzognera perché loro sono una squadra con ottime individualità che giocano molto bene, un ottimo gioco corale, con anche alternative molto valide, credo che abbia attaccanti importanti e soprattutto sono una squadra molto difficile da affrontare perché difendono tantissimo. Con loro ci vuole tanta pazienza, ci vuole sempre la soluzione migliore, perché se si cerca di chiudere le azioni sempre al primo colpo o se non si ha la pazienza spesso si rischia un po' di complicarsi la partita, e così è successo oggi perché secondo me abbiamo fatto 3 set ottimi con la gestione di tantissime situazioni in maniera perfetta e poi abbiamo fatto 2 set invece in cui non abbiamo avuto lucidità e pazienza e abbiamo fatto tante disattenzioni su cui stiamo lavorando e su cui dobbiamo crescere ancora tantissimo secondo me. Il risultato di oggi è un risultato importante che secondo me ci dà ancora più sicurezza. Abbiamo visto che anche se non siamo sempre continui, noi ce la possiamo giocare sempre con tutti e sono contento di aver girato tanto la formazione, di aver fatto tanti cambi, perché quello che mi interessava è dare rodaggio a tutte le ragazze e farle entrare nel clima per mercoledì. Diciamo che tutti abbiamo provato a star con la testa alla partita di questa sera. Credo che non sia facile per nessuno, perché il campionato, la svolta del campionato di queste ultime settimane diciamo ci sta un pochino distraendo, perché anche se non dovrei dirlo, devo dire che il vantaggio importante che avevamo prima di questa sfida ci ha un pochino distratto, almeno credo che le ragazze abbiano provato in tutti i modi a restare in partita come l'ho fatto io, ma stiamo lavorando tutti in funzione di quella che è la partita poi di mercoledì, sia per quanto riguarda il lavoro di pesi, sia per quanto riguarda il rodaggio delle giocatrici, ed ecco perché parlavo proprio di forse la nostra testa non era totalmente alla partita di questa sera, solo perché semplicemente stiamo lavorando in funzione di quello che dovrà essere la parte finale della stagione e la gara di mercoledì. E mi auguro quindi che la provincia, Treviso e naturalmente tutti gli amanti della pallavolo mercoledì siano veramente a dare un altro sold out alla Palaverde. Benetton, siamo a parlare di rugby, l'Italia ritorna dall'Inghilterra bastonata più che mai 57-14, 11 leoni in campo, però cambiano le cose quando si va in campo per la Benetton e quando si va in campo per l'Italia. Qualcuno non lo capisce ancora, vedremo quello che succederà anche nello staff di questa Italia che continua a perdere ininterrottamente, mi pare da 8 o 9 turni consecutivi. Benetton, vi dicevo che è pronta a ritornare al lavoro perché oggi si è ricominciato a lavorare sui campi della Ghirada, lavorano in maniera differenziata, chiaramente nazionali e non, in attesa del 6 Nazioni che il 16 marzo sarà all'Olimpico di Roma per affrontare la Francia.
Blocco trevigiano nell'Ital Rugby femminile per l'appunto, perché nella tre quarti ci sono 4 ragazze su 7 dell'iniziativa Villorba, Furlan, Muzzo, Busato e lei Barattin. Sconfitta però la nazionale italiana proprio l'altro giorno, rischia di compromettere tutto con questo risultato, anche questo contro l'Inghilterra. Intanto lei, vedete, la Barattin fa il record di 88 cap, 88 presenze raggiunte. Complimenti. La Migros Asiago per l'hockey su ghiaccio in campo contro Kitzbühel ha vinto sabato sera per 6-1, raggiungendo così definitivamente l'agognato quarto posto in classifica che dà la possibilità di disputare la fase finale. Abbiamo concluso, terminiamo qui il nostro appuntamento con venetoglobe.com, con il canale 95 di Caffè TV 24. Ci risentiamo domani, solita ora, solito canali, insomma non mancate, siamo con noi e rimanete con noi.